Siamo in procinto della primavera e ovviamente le malattie allergiche sono dietro l'angolo, tanta gente ne soffre, quindi sentiamo il parere del dottore Belluzzo di allergologo, ecco cosa fare, che consigli dare ed eventualmente che tipo anche di terapia utilizzare. Bene, sì, siamo proprio quasi alla vigilia del 21 marzo, primo giorno di primavera, con il bel tempo c'è un risveglio della pollinazione delle piante e delle erbe in genere. Nello stesso tempo, in questo periodo c'è stata una variazione climatica, per cui anche delle piogge e conseguenza delle piogge i polleni si sono frantumati che hanno causato delle allergie, ma non sono tanto stato in questo caso i polleni, ma le sostanze chimiche all'interno del polline stesso e quindi sono aumentati i casi di allergie primaverili, la rinite allergica, la congiuntivite allergica, nello stesso tempo anche assieme a oculorinite, la tracheite, quando vengono colpite le mucose di questi organi. I sintomi sono congiuntivite, arrossamento, prurito endocongiuntivale, starnuti, rinorrea, e tosse secca e stizzosa. L'allergologo cosa consiglia al paziente, perché il paziente si preoccupa in quanto magari questa allergia ce l'ha da parecchi mesi, perché oltre all'allergia primaverile che è dovuta alle graminacee che si protrae anche fino a ottobre nel nostro ambiente, c'è anche l'allergia perenne, quella degli acari, che dall'inverno, dalla stagione invernale, autunno-inverno, poi si protrae. Bene, l'allergologo con molta semplicità segue le linee guida delle società scientifiche nazionali, sia AIC e AITO, ed esegue i prick test, che sono indagini di prima scelta. Dopo aver fatto un'accurata diagnosi di prick test, può predisporre la terapia. La terapia, non dimentichiamoci, gli antistaminici, soprattutto di ultima generazione, che non danno problemi di sonnolenza, di tachicardia, di aritmie, eccetera. Ma non si possono fare abusi di antistaminici, per cui l'allergologo associa la terapia inalatoria intranasale di steroidi nasali adeguati. Addirittura ci sono gli ultimi spray nasale che rappresentano una associazione di antistaminico e di steroide e agiscono pure all'interno della congiuntiva dell'occhio, quindi prendono la rinite, la trachea e la congiuntiva. Ma queste terapie non si possono fare a lungo termine. Ma il paziente, sempre preoccupato, pone una domanda: ma dottore, non si possono prevenire queste crisi che poi alla fine durano a lungo termine? Già anche noi riusciamo a fare diagnosi differenziale tra una rinite da virus e una rinite allergica. Sì, ci sono delle linee guida importantissime delle società scientifiche che dicono l'immunoterapia desensibilizzante specifica soprattutto agli acari, che può essere o sublinguale quando l'allergia è leggera, oppure sottocutanea quando è moderata grave. E mi consentite di dire un'ultima cosa: in questo modo, se fatto con molta correttezza e preparazione, professionalità, si evita il complicarsi delle malattie che si va a finire in farmaci che creano molto dipendenza.